Del giorno reca l'audizione del dottor Antonio De Gortes, che ringrazio di aver accolto l'invito della Commissione, che riferirà sui rapporti con il dottor Davide Rossi. Io ricordo al dottor De Gortes che lei ha chiesto di essere audito dalla Commissione e quindi direi che possiamo iniziare da una sua, come dire, relazione in ordine agli argomenti che riteneva di esporre alla Commissione. Poi magari io mi permetterò di interrompere a formulare domande, richieste di integrazioni e poi anche i colleghi, credo lei abbia un po' seguito i nostri lavori, sa e conosce il metodo che ci siamo dati all'interno di questa commissione d'inchiesta. Io lascio allora la parola al dottor De Gortes e l'ascoltiamo con piacere. Grazie Presidente, buongiorno a lei e a tutti i membri della Commissione. Come ha ricordato, penso di essere forse l'unico audito che ha fatto una richiesta esplicita. No, ce ne sono tante richieste. Già auditi? Anche già auditi, certamente. Perfetto, bene, allora non sono più solo e questo già mi accontenta. Cercherò di essere anche... Si presenti, cioè, ci sì, dica, sì, ora arrivo in modo che tutti, magari qualcuno senese la conosce meglio, però lei ci racconta chi è, cosa ha fatto nella vita. Volevo fare una piccola premessa prima di iniziare la relazione. Chiedevo, se possibile, non lo so, chiedevo alla Commissione se era possibile non secretare la mia parte, nel senso anche nelle domande e nelle risposte, perché preferirei che ci fosse la massima trasparenza, soprattutto sulla questione dei festini. Nessun problema, nel senso che poi lei si assume la responsabilità di quello che dice. Noi spesso segretiamo perché vengono fatti dei nomi di soggetti... È 35 anni e mi prendo responsabilità. No, ma cioè io come Presidente ho il dovere di ricordarlo. Sì, ci mancherebbe altro. Noi lo facciamo a tutela anche di quella che può essere l'immagine di terzi soggetti che lei coinvolge. Poi io come Presidente, siccome ho anche un dovere di tutelare i terzi, se lei va fuori dai termini accettabili dovrò segretare, perché altrimenti la divulgazione e la propalazione delle informazioni, ove non fosse contenuta in termini di sobrietà e di convenienza, è anche mia responsabilità. Quindi io la invito, ecco, per quanto mi riguarda non ho nessuna intenzione di segretare, però allora se lei ritiene di svolgere argomentazioni su temi sensibili e delicati, io le raccomando di essere sobrio, continente e di non esagerare, perché evidentemente la responsabilità poi è sua, ma per certi versi è anche mia. Grazie Presidente del richiamo, starò attento. Allora, Antonio De Gortes, 54 anni, imprenditore di Siena. Figlio del mitico Aceto. Allora, ho vissuto una vita ad essere il figlio di, devo dire la verità, un po'... Poi c'è stata la parte fin quando ha corso il palio ero il figlio di, poi c'è questa ultima fase, sono l'amico di, che fra l'altro è stato audito, insomma, diciamo mi presento come Antonio De Gortes per quello che ho fatto nel bene e nel male. Noi abbiamo un pubblico che ci segue un po' da tutta Italia, quindi Bene. non solo senese, e quindi magari una precisazione di questo genere. Mi sono occupato nella vita a livello imprenditoriale di diverse cose, dalla ristorazione all'intrattenimento, ai servizi, all'immobiliare, editore. Oggi lavoro per un'azienda che ha una decina di negozi sparsi in Italia e all'estero, di abbigliamento. Ora o è titolare? Allora, ero titolare fino a quando le Iene non hanno disturbato il mio quieto vivere. Dal 2018 ho deciso di cedere quasi tutte le mie attività imprenditoriali, tra l'altro attività imprenditoriali che erano da anni con il cognome De Gortes nelle insegne, ne è rimasta solo una a Tirana perché le Iene lì non lo seguono per fortuna.
nel resto d'Italia si chiamano Area 9. Io sono lì dipendente, mi rimane alcune quote ancora in un locale di Castiglione della Pescaia e un'altra attività a Tenerife, che è una linea di profumi. La mia attività inizia appunto negli anni 90, lavoro prima in una piccola televisione privata di Siena, alcuni anni, non faccio lo showman e il presentatore, mi occupo di pubblicità. Dopodiché inizio l'attività di gestore di locali, nonostante non fosse mai stata una mia grande passione la discoteca. Ci riesco benino da essere il PR direttorino del locale, divento poi il proprietario negli anni e da lì inizio a intraprendere attività diverse per diversificare quel settore: ristorazione, abbigliamento, immobiliare, editoria. Arriviamo agli anni 94-95 e inizia una delle mie passioni, la politica. Io fondo a Siena il primo club Forza Italia, divento dopo pochi mesi coordinatore provinciale di Forza Italia, sono il primo degli eletti di Forza Italia alla provincia di Siena nell'anno 96. Alle prime elezioni in cui si presenta Forza Italia sono stato il più votato e vengo eletto alla provincia di Siena, ovviamente all'opposizione. Ho anche diciamo un record, forse così, anche un po' triste da un certo punto di vista. Sono anche il primo espulso da Forza Italia. Forza Italia non ha mai espulso nessuno. Sì, mi hanno espulso. L'hanno combinata una grossa. La devo aver combinata grossa e diciamo che potrebbe avere anche un legame con le chiacchiere che vengono fatte in questa commissione. Vengo espulso dopo pochi mesi, fra l'altro l'Espresso mi dedicò una pagina come primo espulso di Forza Italia, viene commissariata a Siena come coordinamento provinciale. Vengo espulso perché la provincia all'epoca era una delle parti importanti di nomina ai consigli d'amministrazione della banca, perché ancora non c'era la fondazione, era una banca di diritto pubblico. Perciò di fatto il consiglio provinciale, il consiglio di amministrazione provinciale nominava, mi sembra all'epoca, 4 membri all'interno della Banca Monte dei Paschi. Perciò noi consiglieri, fra le varie attività, diciamo, esercitavamo una sorta di controllo di quello che era la stessa attività della banca, ovviamente sulle linee generali. Io ebbi una segnalazione da parte di amici che lavoravano all'interno della banca che mi dissero che all'epoca, mi sembra si chiamasse PDS o DS, non mi ricordo se al 94-95 non mi hanno cambiato, aveva stipulato un mutuo di una 50ina di miliardi per salvare l'unità, garanzia botteghe oscure. Dopo 2 anni non erano state pagate nessuna rata e avevano iniziato la pratica per un ulteriore mutuo mi sembra di un paio di miliardi, si parla di lire. Mi sembrava una cosa abbastanza strana che potesse accadere, però a volte in banca a Siena sono successe delle cose effettivamente un po' strane. Faccio un'interrogazione al Presidente e viene fuori un casino esagerato, nel senso i giornali riprendono questa questione, ve la faccio breve, dopo pochi giorni vengo chiamato a Roma e a Roma mi dicono immediatamente da Forza Italia, era il vice coordinatore nazionale Querci, onorevole Querci, mi chiamano a Roma e mi dicono non ti devi più interessare del Monte dei Paschi. Ma io dico come? Consigliere provinciale d'opposizione non ci interessa? No, mi fanno capire che gli interessi del Presidente erano importanti al Monte dei Paschi e il Monte dei Paschi non gradiva questa attenzione mediatica che io avevo. Torno a Siena, questa operazione non mi era piaciuta, continuo in quel tipo di battaglia, dopo una settimana commissariano Siena e il De Cortes viene espulso, perciò finisce la mia fase ideologica
nella politica finisce qua, perché avevo 26 anni, credevo in quello che facevo, rimasi profondamente deluso e da lì diciamo, ho avuto un approccio diverso alla politica, da allora in poi. Questo per la parentesi, siamo negli anni 95, in quegli anni io già conosco ad esempio Giuseppe Mussari da almeno 8 anni, perché quando iniziai a lavorare a Canale 3, Mussari era l'avvocato di Canale 3 Toscana. Cioè, io non ho conosciuto il Mussari presidente, ho conosciuto Mussari neoavvocato con il quale ci dividevano le posizioni politiche. Lui all'epoca era un comunista molto convinto, io venivo prima della nascita di Forza Italia, avevo avuto un'esperienza giovanile al fronte della gioventù e questo ci separava molto dal punto di vista politico, però eravamo amici con altri interessi, soprattutto il Palio Cavalli che ci associavano. Poi nel 2004, dopo che ho abbandonato, fra virgolette, la politica attiva, vengo nominato da un consigliere che era entrato, da un consigliere a sua volta nominato alla provincia, vengo nominato all'interno del gruppo Monte dei Paschi. Qui preciso la cosa, è già precisato Mussari a suo tempo, non mi ha nominato lui. Lui ancora non era presidente del Monte dei Paschi, mi ci ha trovato, poi mi ha rinnovato lui, però mi ci ha trovato. Vengo nominato alla Monte Paschi Belgio, dove sto circa nel consiglio di amministrazione della Monte Paschi Belgio, che era una banca autonoma di proprietà di Monte Paschi, perciò con il suo consiglio di amministrazione un presidente e un direttore generale. Sto lì circa 7 anni, considerate che questi incarichi non erano tecnici, ma erano incarichi più politici. Sto lì circa 7 anni, vi do 2 passaggi per capire il valore anche di queste nomine. 7-8 riunioni all'anno, un compenso di, io come consigliere d'amministrazione prendevo 15.000 euro lordi l'anno, circa 800 euro al mese, 200 euro a seduta, ovviamente il viaggio pagato, se no ci si rimetteva dei soldi. Questo era il consigliere d'amministrazione Monte Paschi Belgio. Nel 2010 vengo, dal Belgio vado alla Francia, alla Monte Paschi France. Monte Paschi France, lì sto, mi sembra, un anno e mezzo, anche lì il compenso era invece di 15.000 euro, era 18.000 euro. La differenza è che tra Bruxelles e Parigi avevo preferito una scelta andare a Parigi perché era sicuramente più interessante la banca oltre che la città, dal momento che aveva già all'epoca oltre 300 dipendenti. Nel 2000 Monte Paschi Francia aveva 250 dipendenti, però, mentre il Belgio ne aveva una quarantina. Nel 2011 vengo nominato come vicepresidente della Monte Paschi Leasing e Factoring, perciò nomina più importante, perché da semplice consigliere divento vicepresidente, dopo aver fatto 9 anni il consigliere dell'amministrazione. Il compenso era 25.000 euro lordo. Dico queste cose perché a volte si pensa che queste cose in banca portino anche delle agevolazioni economiche, per me era più che altro è importante. una cosa di relazioni, di rapporti. Era più importante appunto le relazioni e i rapporti, Non ci perché sono dubbi, ecco. all'epoca le mie aziende già fatturavano qualche milione di euro e perciò insomma. Sì, ma questo vale per lei, vale per tutti. Ecco, Sì, però ma siccome in generale, nelle credenze generali, uno dice vicepresidente Montepaschi leasing prendeva chissà quanti soldi, erano 25.000 euro lordi l'anno. Però ecco, è una carica di prestigio che Appunto, soprattutto era per il prestigio. Poi purtroppo, diciamo la sfortuna in questo caso, capito nella fase più complessa della banca, perché si parla di una nomina del 2011, sapete e ne avete parlato anche abbastanza di tutto quello che succede poi in quegli anni. Io rimango fino al 2014. in caso poi da questi incarichi amministrativi sono derivate delle azioni di responsabilità? No, nessuna. Non ho avuto nessun genere di azioni di responsabilità, no, a differenza di tanti altri che erano nei vari consigli di amministrazione delle banche partecipate. Vorrei precisare che prima della mia prima nomina, tra le
diciamo, caratteristiche nel mio piccolo curriculum, a parte, ecco, scusate, ma prima ha detto il dottor De Cortes, preciso che è ad onore me l'ha dato dottore, perché io ho fatto fino alle superiori, diciamo che oltre a essermi iscritto all'università ho fatto un esame, per precisazione, perché sennò poi non vorrei qualcuno dicesse mi sono... Dicevo, nel 2000, prima della prima nomina, divento presidente nazionale in Confindustria di Asso Intrattenimento, che è l'associazione che si occupava delle società che gestivano eventi, trattenimenti. Entro in Consiglio Nazionale di Federturismo e divento membro di giunta di Confindustria con la presidenza a Montezemolo. Da lì, diciamo, è servita anche questa ad agevolare la mia nomina, che era un po' una sorta di rappresentanza del territorio della città all'interno dei consigli di amministrazione, visto che poi i consigli di amministrazione erano l'emanazione anche del territorio. Io ero anche presidente dei giovani imprenditori di Siena in quegli anni, perciò poi in futuro qualcuno, le varie relazioni, le amicizie legate, i legami hanno avuto, diciamo che nelle 200 nomine che la banca faceva nei consigli di amministrazione delle partecipate, 200 nomine, forse ero nella provincia tra i più titolati nel settore dell'imprenditoria locale. Nel 2014 smetto, perché Profumo ovviamente non mi rinnova, come ha fatto con tutti i mussariani, termine utilizzato da alcuni giornali presenti nei vari consigli di amministrazione. Dopodiché io continuo tutte le mie attività in tranquillità fino al 2017, ma quella poi è un'altra storia che io vorrei introdurre. Ne parliamo dopo, intanto allora le faccio una domanda. Lei conosceva Davide Rossi? Sì, ma è nella mia relazione. Se mi dà il tempo, mi ero fatto una scaletta, perché vabbè, perfetto, poi... non è che non vogliamo. No, certo. Prego. No, vada avanti, vada avanti. Allora, vorrei subito iniziare con entrare subito nel primo tema, la birreria, il gruppo della birreria. Io ho anche chiesto di essere sentito, perché spesso sentivo il mio nome, anche lei Presidente a diverse persone ha chiesto se conosce Antonio De Cortes. Vorrei far capire vorrei spiegare, cercare di far capire ai nostri commissari cos'è il gruppo della birreria e chi ne faceva parte. Leggo alcuni appunti che fanno parte delle indagini fatte dalla Procura di Siena, perciò le leggo per evitare errori in qualche frase. Allora, il gruppo nasce il 19 aprile del 2012 nelle stanze della Procura di Siena. Cioè il battesimo è il 19 aprile 2012. Lo battezza, immagino, chi fece la relazione, all'epoca mi sembra maresciallo Massa, e decide di chiamare un gruppo di potere che, in base a una fonte confidenziale che lui aveva sentito agiva su Siena, decide di chiamare questa indagine il gruppo della birreria. Allora, partiamo dal luogo birreria, Piazza del Campo, locale abbastanza famoso. Diciamo era famoso perché in quegli anni in birreria ci andavano i senesi. Nel resto dei locali di Piazza del Campo erano frequentati dai turisti. Una particolarità. Di chi era la birreria? La birreria era di Andrea Bellandi, uno dei cosiddetti membri del gruppo della birreria. Il proprietario, mi sembrava al minimo ci dovesse essere. La particolarità che c'era nella frequentazione, oltre a essere il ritrovo della Siena che il giorno a pranzo, perché poi ci andavamo solo a pranzo, non la sera, il giorno a pranzo era di quelli che lavoravano negli uffici in centro. La particolarità era che noi pranzavamo in Piazza del Campo, una delle piazze più belle del mondo, a 10 euro. Perciò, devo dire, siccome si erano diversi a pranzare lì con questa sorta di prezzo politico, era appetibile, perciò tutti venivano dal comune, dall'università, imprenditori di vario genere, si andava in birreria perché si pagava bello, si mangiava bene e si pagava parecchio poco, tant'è che poi l'ha lasciato qualche anno, perché probabilmente questa era una politica
che non aveva premiato tantissimo. Di solito a pranzo ero con Mauro Rosati, l'altro, e qui presento velocemente chi sono i cosiddetti gruppo della birreria, ripeto, dai documenti della procura. Mauro Rosati, una cosa che associava tutti questi membri era una: tutti avevamo la passione per la politica e avevamo avuto delle esperienze a livello ovviamente locale in politica. Mauro Rosati era stato consigliere comunale dei DS, inizialmente vicino a Piccini, poi passò dall'altra parte della barricata a Concenni. Attualmente da 20 anni è presidente della fondazione Quali Vita, no presidente, scusatemi, segretario generale della fondazione Quali Vita, associazione che si occupa dell'agroalimentare, della tutela dei marchi. Tra l'altro alla presidenza di questa associazione ci sono stati un paio di ministri, il ministro De Castro e il ministro Martina. Attualmente continua a fare questo lavoro da 20 anni. Ha ricoperto un incarico nel 2010 a Banca Anton Veneta, nel consiglio d'amministrazione di Banca Anton Veneta. Poi l'altro membro della birreria era Andrea Bellandi. Andrea Bellandi è stato assessore del Partito Socialista negli anni 80, il gestore della birreria, e anche consigliere comunale. Negli anni intorno al 2010 fu nominato membro del consiglio di amministrazione del Siena Calcio. Ci rimase 2 anni, si dimise prima del fallimento della famiglia Mezzaroma. Si mise 1 anno e mezzo prima del fallimento della famiglia Mezzaroma, in contrasto appunto con la gestione. Poi Daniele Sacconi. Attualmente Daniele Sacconi è in pensione, è stato dirigente del Monte dei Paschi, è stato vice sindaco negli anni 80 a Siena per il Partito Socialista e attualmente penso sia capo di gabinetto dell'attuale sindaco De Mossi. Poi nella lista della birreria c'era il mio avvocato Roberto Martini, che a dire la verità qualche volta veniva a pranzo, ma diciamo non aveva una grossa partecipazione ai nostri incontri. Aveva, oltre a essere il mio avvocato, era, e qui introduco quello che era il vero gruppo politico, culturale, sociale, che non si chiamava la birreria, non si chiamava gruppo della birreria, ma si chiamava, dal 2010 abbiamo fondato proprio un'associazione, si chiamava Per Siena, con sede non alla birreria ma sul corso di Siena, in via Banchi di Sopra 63, un'associazione che fece delle iniziative culturali, si occupò dell'aeroporto di Siena, nel senso era a favore dell'aeroporto di Siena, ci siamo occupati di varie iniziative e diciamo era propedeutica a una lista che avrebbe dovuto appoggiare il sindaco Ceccuzzi alle elezioni del 2011. Poi lì la situazione diciamo si complicò. Questa fonte confidenziale, sentita dalla Procura di Siena, aveva sviluppato aveva portato al compimento di un'indagine. L'ipotesi di reato iniziale era il 416 bis, associazione a delinquere. Beh, capirete, quando uno legge gli atti, al momento dell'accesso agli atti, dopo 1 anno e mezzo, un attimino si impressiona. Tant'è il mio avvocato, quando andò a vedere gli atti e lesse il suo nome nell'inizio della vicenda, devo dire ebbe anche delle reazioni un po' scomposte, perché insomma è uno anche un po' nervoso. Toccò tranquillizzare lui più che lui me. Perciò questa fonte confidenziale dichiarava che un gruppo di persone vicino a Mussari sfruttavano illegalmente a fini di lucro la posizione di Mussari, e questi erano Roberto Martini, Mauro Sorati, Andrea Bellandi, Antonio De Cortes e Daniele Sacconi. Di questi vi ho già anticipato un po' quelle che erano le caratteristiche del loro lavoro e della loro esperienza. Finisce, dopo alcuni mesi di indagine, finisce con l'esito finisce con
L'esito degli accertamenti fornisce un fievole quadro indiziario. Le singole fortune non possono essere certo ricondotte all'esistenza di un accordo illecito. Questo è il gruppo della birreria dichiarato poi dalla procura. Questa indagine la faceva il dottor Natalini. Tuttavia, però, la premessa è poi, tuttavia però c'è una persona del gruppo, De Cortes, che ha due rami che creano dei dubbi. Uno è l'acquisizione di immobili dal gruppo Monte dei Paschi, che poi non è vero perché il gruppo Monte dei Paschi Vim non c'era, era stata venduta 2 anni prima, e l'affidamento di un ristorante, grandissimo problema, di un ristorante al fratello. La procura a quel punto decide di attivarsi nei miei confronti, perciò il gruppo della birreria è sparito a questo punto perché le dichiarazioni sono tali. Perciò la fonte confidenziale qui ha i primi problemi. Iniziano gli accertamenti sul sottoscritto. Il reato ipotizzato era? Il reato ipotizzato era il 323 del codice penale, turbativa di asta, e l'altro reato, che però non mi riguardava direttamente ma riguardava più eventualmente chi mi aveva venduto gli immobili, era l'articolo 2634 del codice civile, infedeltà patrimoniale. Il 19 d'aprile perciò iniziano, come si è detto, il fascicolo del gruppo La Birreria. L'11 febbraio del 2013, e questa è una data importante, perché qui poi si collega la questione anche delle dichiarazioni che Rossi farà agli amici sul gruppo della Birreria. L'11 febbraio 2013, 8 giorni prima delle perquisizioni da Davide, fanno le perquisizioni a me. La mattina alle 6 si presentano una decina di persone. La fanno a me, la fanno ai miei genitori, la fanno a mio fratello, la fanno al mio commercialista, la fanno nelle mie aziende, nelle macchine, sequestrano tutti gli apparati informatici. Perciò non so se dopo 10 anni e dopo 2 assoluzioni esiste sempre un archivio di questo, però ci sarebbero tutti gli apparati che nel 2012 sono stati sequestrati dalla Procura di Siena al sottoscritto, computer, iPad, telefonini. Basterebbe solo quello per vedere intanto solo i numeri di telefono di una serie di personaggi che vengono, poi, di cui si parla poi nei famigerati festini, per capire che non ci sono nella mia rubrica telefonica, ma né tantomeno ci sono messaggi di nessun genere, foto di nessun genere, video di nessun genere, perché come dichiarano a verbale in quell'anni è stato verificato tutto. Perciò negli anni topici del problema esiste un sequestro dei miei apparati personali. Penso sia stata fatta una copia forense perché mi vengono poi restituiti dopo, mi sembra un po', almeno il telefonino mi viene restituito, mi sembra, dopo un giorno. Perciò il 3 giugno 2013 viene fatto, l'11 febbraio 2013 perquisizione a casa, il 3 giugno, distanza di pochi mesi, richiesta di giudizio immediato nei miei confronti per turbativa d'asta. La questione degli immobili viene archiviata perché dalle dichiarazioni aveva fatto il famoso confidente, famoso e però non siamo mai riusciti a sapere chi fosse, il confidente. Risultano completamente inattendibili la documentazione degli immobili che comunque io avevo comprato non da Vim, che all'epoca non era più del gruppo Monte dei Paschi, risultano comunque a prescindere congrui. Qui vorrei far notare i termini dei miei rapporti con la Procura della Repubblica di Siena. Quando nel 12 maggio 2016 fui assolto in primo grado perché il fatto non sussisteva con la sentenza numero 2940/12, io querelai la fonte confidenziale. Mi sembrava il minimo, dopo che aveva raccontato una serie di cose su tutto il gruppo che non stava verificando, non c'era, dopo che aveva detto che aveva comprato degli immobili con delle caratteristiche non c'era stato, dopo che era assolto
reato che aveva ipotizzato, unico reato, ripeto, avevamo avuto come famiglia un ristorante che era da 2 anni chiuso, non è che c'era 20.000 persone che lo volevano, un ristorante che era da 2 anni chiuso e nessuno voleva, tant'è che i primi 2 anni ci abbiamo anche rimesso dei soldi in questo ristorante. Un contratto da 35.000 euro, perché poi io parlo anche di cifre perché è bene capire, a volte se no, siccome si parla solo dei 50 miliardi di euro che sono, ho sentito parlare della mia commissione, il buco dei 50 miliardi, a volte qualcuno non sa veramente di cosa si parla. Ecco, vorrei parlare anche delle cifre che riguardano la mia persona, l'indagine che è stata fatta al sottoscritto. Comunque nel 12 maggio del 2016 vengo assolto, faccio querela, Natalini archivia la mia querela, cioè la fonte confidenziale non si indaga perché a quel punto mi sembrava doveroso, forse doveva essere primo Natalini a indagare la fonte confidenziale avendo detto delle chiare falsità. Natalini archivia sulla fonte confidenziale, però fa un'altra cosa, fa appello. La Procura di Siena fa appello, perciò nel 2018, il 12 luglio, il Tribunale d'Appello di Firenze, con la sentenza 2012/2940, conferma la sentenza di assoluzione e diciamo in una nota precisa anche alla Procura di Siena che forse non era nemmeno dovuto quell'appello per come era stata la sentenza. Un altro passaggio per il rapporto con la Procura di Siena e il sottoscritto è questo: quando fanno l'indagine sugli immobili, la Procura di Siena fa una cosa stranissima. Ora, lei Presidente è avvocato, perciò probabilmente potrà dire se è più o meno strana, più della mia esperienza, i miei avvocati mi hanno detto che era abbastanza strana. Fa una lettera al Monte dei Paschi e dice: stiamo facendo un'indagine, da questa indagine risulta che forse un dipendente del gruppo Monte dei Paschi può aver commesso il reato di infedeltà patrimoniale. Siccome noi non possiamo procedere d'ufficio, se ci fate una querela, testuali parole, se ci fate una querela, noi possiamo agire. Cioè, allora, la Procura della Repubblica scrive a un privato dicendo che c'è un'indagine a un privato, abbiamo trovato dei dati, se ci fate una querela agite. Ora, secondo voi, è il 2012, il Monte dei Paschi, Profumo, legge questa lettera, gli arriva dalla Procura di Siena nel 2013, secondo voi la fa la querela? Certo che la fa, ci mancherebbe altro. Poi viene archiviata, però per capire l'agire dei membri, non dei membri, per capire l'agire da parte della Procura di Siena nei miei confronti. Ora qui voglio fare un inciso veloce, poi si arriva alla questione dei festini, ma questo potrebbe bastare a una cosa. Allora, è pensabile, domando se è pensabile, che il sottoscritto faceva festini con Natalini o Nastasi o Marini, cioè la mattina mi indagavano e io la sera, perché quelli erano i giorni, e io la sera ci facevo i festini, la mattina continuavano, mi facevano le perquisizioni e io magari il sabato sera mi ci trovavo con loro a delle scene eleganti. È pensabile la logica di questo? Bene, poi ci torniamo sulla vicenda festini. Diciamo questa era la prima parte. Posso venire anche a Davide Rossi magari. Sì. Lo so, lei ha ragione Presidente, no, ha ragione, però io è 4 anni che sono sotto il fuoco e ho una serie... abbia pazienza, ha ragione. Questa è la commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, non è il suo sfogatoio rispetto a quelle che lei ritiene essere delle ingiustizie che magari lei ha subito. No, io non ho subito ingiustizie, sono tutte legate poi alla questione Davide Rossi. Siccome poi non possiamo fare una relazione che dura 2 ore, capito? Cioè, sì, ha ragione, però io ho sentito, mi scusi Presidente, ho sentito Piccini 3 ore parlare del niente e nessuno l'ha interrotto, mi perdoni, 3 ore del niente.
cioè riferito a Davide Rossi, ha avuto solo una fase in cui si è emozionato, e io quando ho visto Piccini che si è emozionato nel ricordo di Davide Rossi, per poco vomito a casa, sì, perché era il nemico, Davide Rossi era il nemico numero 2 di Piccini, il primo era il Mussari, sì, il però 2 era... Io le ho detto all'inizio di moderare i termini, adesso il termine vomito non mi piace, no, glielo dico fin da ora. Ho avuto dei problemi di stomaco. Ecco, lasciamo stare, cerchiamo di essere continenti a quelli che sono... Ma siamo continenti, lei mi dice che io vorrei anche... Sì, però cerchiamo di venire, in particolare io vorrei chiedere di focalizzare... Sto focalizzando, però bisogna che lei mi dia... Io ho all'articolo 1, lettera B, dell'istituzione di questa commissione, si parla esplicitamente anche di capire e indagare su tutto quello che poi nasce intorno, soprattutto alle trasmissioni. Se non sa ben chiaro di quello che c'è intorno e cosa è successo, siccome, mi perdoni, ha fatto 6 o 7 domande sulla birreria lei. Sì, ma io non le ho e su Antonio De Cortes. Vengo una volta, mi faccia parlare. Però sono io che governo la commissione, ha ragione, sono io che governo perfettamente i lavori, quindi io bene, e allora non parlo, se vuole, se mi dice questo, io direi, ci comincia a dire che rapporti lei ha avuto con Davide Rossi, se lo conosceva, quello che... certamente, era la seconda parte, devo dire ce ne ho altre 2. Allora, rapporto con Davide, nasce alla fine degli anni 90, giovane giornalista, ha un'agenzia insieme a David Taddei che avete sentito l'ultima volta, e insieme a Maurizio Bologna, attualmente mi sembra caporedattore a Firenze di Repubblica. Inizia quando io mi avvicino a metà, quando diciamo ho raccontato della fase quando vengo espulso da Forza Italia, ci sarà una certa vicinanza politica con Piccini. Può sembrare strano, ma in quella fase Piccini era l'opposizione al partito egemone, era dentro il partito ma faceva l'opposizione, tant'è che poi, tra virgolette, gliela fanno pagare con la famosa legge Visco e non va in provincia. Davide era lì con Piccini, noi iniziamo un po' a frequentarci, probabilmente lì all'epoca si andava più alla birreria che non era di Andrea Bellandi, ci trovavamo lì a bere un caffè, quando usciva dal comune parlavamo di politica. Chiaramente la frequentazione aumenta negli anni 2000, dal 2004 in poi, quando lui va in fondazione insieme a Mussari. Ovviamente è notorio che io sono uno degli amici più vicini a Mussari, capita di frequentarsi partite di calcio, qualche pranzo, iniziative culturali, di solito si parlava di palio, di cavalli, quando si era un po' tutti insieme, non c'era nemmeno. A volte si parlava di politica con Davide. Dal 2010 in poi abbiamo istituzionalizzato i nostri incontri con Davide Rossi. Ci eravamo presi un impegno ogni 15 giorni, a parte l'estate e a parte il periodo del palio, ci trovavamo a pranzo. Tra l'altro non ci trovavamo in birreria, perché Davide Rossi in birreria è sempre venuto poco. Ci trovavamo al mio ristorante, perché poi in quegli anni io avevo il ristorante, e ci trovavamo lì al Mille Vini. E lì, diciamo, Davide era una sorta di consigliere di quella che poteva essere l'attività culturale e anche l'attività politica che l'associazione Persiena, che era appena nata, fine 2010 a metà 2010 nasce l'associazione Persiena. Davide, diciamo, è un consulente esterno, chiamiamola così. Associazione Persiena, dove c'è una 80ina di iscritti, non c'è quei 4 iscritti, c'è un'80ina di iscritti, ci sono diversi professionisti, notai, avvocati, ci sono diversi dipendenti del Monte dei Paschi, diversi imprenditori, degli studenti, dei pensionati, un'80ina circa. Quando qui impropriamente, mi ricordo di aver sentito nell'audizione, si dice che Mussari era il finanziatore più importante di questa associazione, è sbagliato. Mussari
era quello che era nei primi 10, nel senso io ho dato molto più di Mussari, Bellandi ha dato molto più di Mussari, Tacconi ha dato molto più di Mussari, tanto per essere chiaro, perché sembrava se no che Mussari fosse il finanziatore principale. No, mi sembra l'assegno suo fosse di 5.000 euro, se non sbaglio. Noi avevamo supportato molte più spese, perciò questa fase dell'associazione persiana, che qualcuno chiamava all'epoca associazione per Mussari, insomma, avrei qualcosa da ridire, anche perché avevamo uno scontro pesantissimo, il sottoscritto con Mussari, proprio sull'elezione di Ceccuzzi, perché noi non eravamo per niente convinti di candidare Ceccuzzi, però poi ci adeguammo. Perciò ci si trovava ogni 15 giorni con Davide Rossi. L'ultima volta che l'ho visto, ci sentivamo poco al telefono e men che mai messaggi, giusto per fissare l'appuntamento, però era difficile ci fosse uno scambio di messaggi, anche che Davide è uno tutto precisino, pignolo, non so, cioè, poi a me non piace disturbare la gente, si fissava e quando si era a pranzo si poteva parlare con tranquillità. Questi pranzi difficilmente si era io e lui soli, solitamente Mauro Rosati c'era quasi sempre con noi, a volte è venuto Andrea Bellandi, a volte veniva Daniele Tacconi, a volte anche altri amici che si aggiungevano. Mai Mussari a pranzi non veniva, ma come ha dichiarato anche lui, non era, in birreria forse ci andavo di sera e non ci andavo di giorno quando c'eravamo noi, ma era un caso questo, non è che c'erano motivi specifici. Io l'ultima volta vedo Davide il 1° marzo, lo incontro casualmente, non era un appuntamento fissato, anzi, non era fissato anche perché il 1° marzo, i 20 giorni prima io perquisizione, dopo 9 giorni lui perquisizione, diciamo fu una fase dove era già un paio di mesi col casino Monte dei Paschi, ci sentivamo poco o per niente. In quel momento era il per niente, ci incontrammo però davanti all'Hotel Continental. L'Hotel Continental si trova all'incirca davanti alla sede generale del Monte dei Paschi, piazza Salimbeni, l'inizio del corso. Ci trovammo lì. Io ebbi una sensazione all'epoca, che poi però, leggendo gli atti anni successivi, ho cambiato. La sensazione era che David nemmeno mi riconoscesse, per quanto poteva, la valutazione uno fa dopo una settimana, c'è l'evento. Invece, dopo che ho letto Profumo Mingrone che dice ma era preoccupato per presentazione della birreria, mi è venuto il dubbio, più che non mi riconoscesse, non mi avesse voluto riconoscere in quel momento, perché era un momento particolare per me, per lui e per la situazione che c'era a Siena. Io inizialmente dissi, ma questo nemmeno mi riconosce. Sicché lo fermo, lo vedo, insomma, non lucido, non era lucido. Qui vorrei fare anche, mi piacerebbe fare una parentesi sul fatto che a volte si vuol far sembrare Davide lucido in certi momenti, messaggi da appuntamenti, venga a casa, e in dei momenti invece diceva, come le mail scritte, diceva delle sciocchezze, perché chi poi fa certi atti solitamente così si comporta, vorrei dire, momenti di lucidità, momenti di non lucidità. Questo l'ho letto, non è una mia interpretazione. David, iniziamo un attimo a parlare, parliamo un po' della situazione e lui mi dice subito, dopo un attimo che si rilassa un attimino, mi dice io penso intanto mi dovrò cercare un lavoro. Come ho detto, mi fa Antonio, la situazione è quella che è. Ricordiamoci che il 1° di marzo era appena venuto fuori un altro problema. Inizialmente, poi tutti ovviamente sento tutta quella corrente buonista anche che è venuta qua, il problema della fuga di notizie dal Monte dei Paschi del 28 di febbraio, cioè della causa a Nomura, il popolo, diciamo, quelli che stavano vicino anche a Davide, il sottoscritto,
eravamo convinti che avesse fatto una sciocchezza Davide, cioè che avesse parlato col suo amico Peruzzi. Tutti si erano convinti di questo. Probabilmente non solo quelli che gli stavano vicino e non ci avevo parlato, però nella mia idea dice, ha fatto una sciocchezza, ha parlato, si è fidato dell'amico e l'amico il giorno dopo è uscito sul giornale. Poi gli atti dimostreranno che questo non è mai successo, ma lo dimostrano 2 anni dopo che è morto. Qui è passato 24 ore e lui era scioccato da questo, tant'è che si era andato a giustificare da Viola dal Profumo a dire no, ma io non c'entro niente, e loro gli hanno detto sì, sì, sappiamo e te non c'entri niente. Vabbè, diciamo che così poi è riportato dagli atti. Io qualche perplessità a volte anche sulle dichiarazioni che fanno i nostri ex amministratori, a volte l'ho avute, come la lettura della mail. David è in un momento, perciò, perquisizione, c'è il problema della fuga di notizie, è il 1° di marzo, siamo a ridosso. Incontrare me forse non gli fa piacere, perché io qui ho portato, poi per ricollegarsi, ho portato quello che scatena in Davide la preoccupazione del gruppo della birreria. Qui sono 20 articoli usciti tutti il 13 di febbraio, giornali nazionali, giornali locali. Prendo il primo, quello fatto dal mio ex amico Strambi, e poi anche che avete sentito qui, perché dopo questo articolo diventa un ex amico per me, perché riporta delle cose che poi in realtà non sono vere. Il titolo è Immobili e ristoranti, l'inchiesta svela il sistema. Altri indagati, la polizia sul nuovo management. E qui si parla del De Gortes, da cui scaturisce un nuovo filone Monte dei Paschi. Non è vero. Il problema è che David legge tutti questi articoli, è il 13 di febbraio, e non è che sa che non è vero, perché non lo sa nessuno. Noi giusto aveva ancora nemmeno l'accesso agli atti, perciò non si sapeva di che si parlava. Lui tantomeno, che di lavoro lei studia quello che viene scritto, si preoccupa, dice come? Mio amico, intrigato in una questione che io nemmeno conosco, è preoccupato. Cioè 20 giornali nazionali parlano del gruppo della birreria e la prima volta esce la questione del gruppo della birreria. E il gruppo della birreria è un nuovo filone di indagini sul Monte dei Paschi, che non è vero. L'indagine era su un ristorante. Però Davide anche questo non lo sa. Legge i giornali. È ovvio che si preoccupa, vista la frequentazione che avevamo. È normale, chiunque di noi si sarebbe preoccupato. Pertanto, svelato l'arcano per cui era preoccupato del gruppo della birreria. Questi sono fatti, né più né meno. Poi, con Davide, vorrei far notare che in quel periodo la situazione... Scusate, bevo un secondo. Vorrei far notare in quel periodo la situazione di grosso disagio in cui viveva Davide. Vabbè, è chiaramente... Ma mi sembra che questo disagio sia stato poi dichiarato anche e soprattutto dai familiari. Io capisco che si possa cambiare idea sulle cose, è normale nella vita, soprattutto se poi avvengono fatti che ti portano a cambiare idea. Qui è un continuo cambiare idea, qui cambiano idea tutti, cioè Piccini fa un libro dove scrive che Davide si è ucciso 2 anni dopo alla morte di Davide, fa un libro che dice Davide è una persona debole, mascherato da quella sorta di arroganza, non ce l'ha fatta, non ha retto di sistema. Ora Piccini no, l'hanno ammazzato. La famiglia, signori, io ho portato rispetto, porto rispetto allora, voglio precisare, porto rispetto alla mamma, porto rispetto ai fratelli, meglio soprattutto a un fratello, Filippo, col quale ci si confronta a volte su Messenger, è quello che non è mai apparso da nessuna parte. Io sono convinto che lui in cuor suo sa come sono andate le cose. A differenza di tutto il resto, dove si cambia idea continuamente
io immagino che tutti voi avrete avuto modo di leggere quello che dichiara la direttrice clinica psichiatrica, la Liliana Loretto, su incarico della famiglia, sulla situazione lavorativa, cioè lo stress lavorativo è il motivo del suicidio di Davide. E la famiglia fa una battaglia, secondo me giusta, i primi 2 anni sull'istigazione al suicidio, perché io sono convinto che, insomma, il Monte dei Paschi poteva fare di più, oltre che mandare la dottoressa Ciani a sentirlo, soprattutto dopo la mail di Davide. Tant'è che tutto ciò che accade poi, dopo, poteva far pensare alla questione dell'istigazione al suicidio. Infatti io nei primi anni, diciamo, le poche volte che ho incontrato Antonella o che ci siamo scritti, l'ho sempre spronata a combattere quella battaglia. Poi ci sono state le 2 archiviazioni, ho letto le motivazioni delle 2 archiviazioni, rimango perplesso a volte, nel senso che secondo me un minimo di responsabilità della banca poteva esserci, tant'è che mi risulta, questo non so se la Commissione ne ha conoscenza, che sia stata intentata una causa civile con una richiesta abbastanza importante proprio in questi giorni da parte della famiglia al Monte dei Paschi di Siena. Questo no, a noi non è noto, soprattutto se è una cosa così recente. Ora magari, ecco, non mi addentro perché diciamo, ho delle fonti abbastanza attendibili. Ecco, nonostante si dica che appunto si segue la strada dell'omicidio, però anche se poi di omicidio non si parlasse, la famiglia ha fatto una causa, e questo è un po' strano, no? Si dice, ma non si dice oggi che è omicidio e qualcuno l'ha ammazzato, però intanto si fa una causa al Monte dei Paschi di Siena perché comunque ha vigilato poco e male. Se fosse così sarebbe secondo me una gaffe doppia, oltre quella fatta a pochi mesi dalla morte di Davide Rossi, quando l'avvocato Goracci si presentò a chiedere 1,5 milioni insieme a Antonella Tognazzi, perché poi è brutto che in una tragedia del genere si parli, ma qui poi il vil denaro diventa importante in tutte le questioni che seguiranno dopo la morte di Davide. Dopo pochi mesi, avvocato e Antonella si presentano al Monte dei Paschi, fanno vedere un telefonino con l'immagine della mail help e dicono, signori, qui forse voi non avete vigilato abbastanza, ma se ci date i soldi famosi, ci sono verbali su questo, non è che lo dice Antonio De Gorze, abbiamo sentito, ci sono verbali che dicono questo, e poi diciamo il Monte dei Paschi, i dirigenti del Monte dei Paschi vanno in procura a segnalare un eventuale tentativo di estorsione, non un reatuccio, non l'infedeltà patrimoniale, estorsione. Poi vabbè, la situazione si ferma lì, però la ricorrenza dell'aspetto economico è importante, perché poi in questi anni, e se ci avrò ancora un pochino di tempo, lo preciserò meglio quali sono gli altri aspetti economici che interessano il caso Rossi. Intanto, ecco, do una notizia, probabilmente c'è una causa civile che la famiglia ora ha fatto al Monte dei Paschi. Qui finisce, se so, la parte anche del politicamente corretto. Non sono stato, Presidente, mi ha richiamato già una volta, sicché forse pensavo di essere stato abbastanza politicamente corretto, ora pensavo che fosse finita questa fase. No, io la raccomando di essere non solo politicamente corretto, ma rispettoso. Lei può esprimere i suoi giudizi in modo garbato e anche preciso, senza ora vorrei parlare, offendere. No, ci mancherebbe altro. Insomma, ora vorrei parlare del circo mediatico. No, adesso il circo mediatico ci interessa poco. No, mi perdoni, però, siccome ne faccio parte, mi perdoni, perché io sono stato intervistato dalle Iene. Le Iene, voi avete dichiarato nell'istituzione mi scusi però, Presidente, nell'istituzione della Commissione, voi dichiarate al punto B di indagare anche su quelle che sono le inchieste fatte dalle Iene quarto grado.
mi perdoni, fa parte del tema della commissione. Invito a leggere l'articolo 1, punto B. No, ma le conosciamo benissimo. Ma se lo conosce benissimo, allora non mi può dire, siccome io ci sono stato dentro, siccome ho una serie di cause a favore e contro le Iene, è bene precisare, perché se non ci sono le Iene, mi perdoni e finisco Presidente, se non ci sono le Iene, se non c'è l'inchiesta truffa che fanno le Iene, questa commissione qui non esiste. Perciò non mi può dire non si parla delle Iene. Cioè allora, se si parli delle sue cause... No, delle mie cause, guardi, non ne vorrei parlare, però siccome ho contezza di cosa è accaduto in questi anni, nella truffa che è stata perpetrata a danni degli italiani, e direi anche di questa commissione, mi dia 10 minuti. 5 è difficile. Allora... Iene quarto grado creano questa sorta di convinzione popolare italiana che Davide Rossi forse può essere stato ucciso. Si fa una commissione parlamentare su questo. Ora, su cosa si basano queste due trasmissioni? Si basano soprattutto su dei testi, perché non c'è altro, non c'è una prova, se no avrebbero riaperto le indagini. Non c'è una prova, nonostante ci si impegni a fare anche in commissioni delle indagini abbastanza a volte anche fumose, mi perdoni, fumose è un termine diplomatico per quanto mi riguarda, si basa tutto su dei testi che inizialmente qualcuno è anonimo, qualcuno meno. Il primo test è Pierluigi Piccini, da dove nasce il Ma. Tutti i testi che poi quando vengono, Pierluigi Piccini, quando viene poi chiamato, in televisione dice quello che tutti conosciamo, quando viene chiamato dalla Procura di Genova, Pierluigi Piccini si dimentica tutto. Questi sono quelli che cercano, uno di quelli che cerca la verità, si dimentica tutto, dice, ma forse era riferito dei festini al 2003-2004, cioè 10 anni prima di Davide Rossi? Della morte di Davide Rossi? 2003-2004. Poi dice, ma non c'era la moglie avvocato di uno dei servizi segreti? Ma non mi ricordo bene, forse... non sono più sicuro nemmeno se era uomo o donna. Ora capisco che Piccini possa anche confondere l'uomo e la donna in certi casi, ma è imbarazzante. Questo è il primo test, per cui nasce poi svariate puntate. Il secondo test è Giovanna Ricci, ater professionista di Siena. È in galera, scusatemi, è agli arresti domiciliari. È agli arresti domiciliari perché ha preso talmente tante condanne già per diffamazione, 2 o 3 riguardano, l'ho denunciato io, poi diversa gente di Siena. Poi un giorno si è alzata, ha comprato dell'acido, è andato dal mio avvocato e gli ha riempito d'acido il motorino sotto il suo ufficio. 2 o 3 volte è entrata in negozio da me, urlando come una pazza. Bene, è all'arresti domiciliari da vari mesi, continua a scrivere imperterrita tutti i giorni su Facebook, siamo al 7° profilo bloccato, perché infatti si chiama Giovanna Ricci 7. Ha detto, dice di tutto, di più. Fu intervistata da il condannato Monteleone, sì, perché uno degli eroi di questa vicenda, una causa, una condanna intanto. Una causa, una condanna. Condanna di primo grado, mi pare. Condanna di primo grado. Vabbè, è 2 anni che si parla di questa questione, una causa, una condanna. L'eroe Monteleone insieme all'altro eroe. Però io la pregherei. No, l'eroe non lo posso. No, non dico più eroe. Monteleone. Il giornalista delle Iene, cioè cerchiamo. Il giornalista condannato delle Iene Monteleone sul caso Rossi, su un episodio del caso Rossi, condannato in primo grado. Io le ho raccomandato di essere continente, cioè non occorre che aggettiviamo. Benissimo, non aggettivo. Intervista il test Giovanna Ricci. La intervista, la incappuccia e questa Giovanna Ricci gli fa vedere un messaggino dal telefonino. Io avevo mandato un messaggio a Monteleone in quei giorni. Questo messaggio del signor Beep sicuramente iniziava per D e finiva per S, il cognome. Un pervertito che ha la barca a Castiglione della Pescaia, si fa i festini nella sua barca con dirigenti del Monte dei Paschi. Meno male, almeno questi festini c'erano le donne, perché poi nell'altro ramo dei festini si parlava di festini tra uomini. Allora, questa Giovanna Ricci, ripeto, attualmente agli arresti domiciliari,
bene, viene dimenticata da Monteleone. 10 giorni fa, un processo a Grosseto. Monteleone mi ha denunciato, mi ha querelato insieme a Mediaset per dito nell'occhio. Il mio avvocato gli chiede: ci vuol parlare di Giovanna Ricci, uno dei 3 testi su cui voi avete iniziato la vostra inchiesta? Non mi ricordo chi sia. Rimaniamo tutti sconcertati. Sono 3 testi, uno preciso, puntuale, come Monteleone. Si è dimenticato chi ha intervistato 5 anni fa. Tutti i giornali hanno parlato di Giovanna Ricci, fra l'altro appunto che è agli arresti domiciliari, e Monteleone, un attento, lo sa bene. Gli chiediamo di fornirci il girato di quel giorno. Mi dispiace, l'abbiamo distrutto. Bene, queste sono le risposte di chi cerca, di chi è il cardine, uno dei cardini della ricerca della verità. Ora, su questi signori che cercano la verità e ogni volta che vanno davanti a un giudice si avvalgono della facoltà di non rispondere, mi permettete di dubitare un po'? Tutti cercano la verità e poi Piccini si dimentica, Monteleone non risponde al segreto professionale, Pierangelo Maurizio non risponde al segreto professionale, tutti sono per la ricerca della verità, però poi quando è il momento di aiutare le indagini nessuno lo fa, solo in televisione si fa. Poi c'è il terzo teste, è la moglie dell'avvocato, del colonnello Aglieco, che è stata condannata in primo grado ad Arezzo. Tra la condanna che ha avuto in primo grado c'era anche la diffamazione. Ha già parlato Aglieco di sua moglie, perciò non mi allungo, se no mi finiscono i minuti. Il quarto teste è quello utilizzato da quarto grado. Se vedete il video, quella sera ci fu un grosso scoop, il super testimone dei festini senesi. Inquadrano, questa volta hanno avuto il buon gusto di non coprirlo con un cappuccio, e c'è proprio lui in persona che va, si chiama Massimo De Luca, conosciuto tossicodipendente spacciatore senese, attualmente agli arresti a Sollicciano, Firenze. Il signor Massimo De Luca, subito dopo la trasmissione, perché poi questi fenomeni che si sentono in trasmissioni su cui si basa questa inchiesta, poi la Ricci, l'acido. Il signor De Luca, che attualmente è nelle patrie galere, qui ho gli originali dei bigliettini che mi metteva a casa. Caro Tony, è arrivato per te il momento di rifare i conti con la vita, sei già morto dal mio punto di vista. E io non sono Davide Rossi, Isabel Bertoncini, Lucelli Molin Camargo, è tempo di morire, preparati cretino. Super testimone, questo è il super testimone di quarto grado. Questi sono alla procura, le copie ovviamente sono state perché ha avuto chiaramente delle denunce. No, ma questi documenti sono depositati presso la procura di Siena. No, a Genova, mi scusi, perché di competenza poi essendo, parlava anche dei magistrati, è andato tutto, è tutto a Genova nel fascicolo. E che esito hanno avuto queste querele? Rinviata a giudizio, c'è un processo, però già nel frattempo lui aveva accumulato il problema del spaccio di droga, aveva una condanna, è questo che poi farà riflettere, almeno rimane anche agli atti di questa commissione. A questo signore, quando gli vanno a fare la perquisizione, aveva il porto d'armi, questo scrive queste cose, aveva il porto d'armi, vanno e gli trovano solo una delle 2 pistole, e l'altra dice, l'ho persa. Si sa tutti che uno fa la denuncia prima, in quel caso non vale al momento della perquisizione, viene denunciato e mi sembra prende un anno per non aver dichiarato che aveva perso. Però, permettetemi il dubbio di non sapere dove è stata persa questa pistola. Un personaggio del genere che 10 giorni fa ha scritto delle lettere con minacce di morte all'avvocato Martini, minacce di morte al figlio, da Sollicciano ha scritto, e ha scritto al procuratore Marini con minacce di morte a lui e alla figlia. Questo è successo 10 giorni fa. Massimo De Luca, che dopo ormai una vicenda che è di 3-4 anni,
che lui agli arresti, mi sembra che abbia bisogno di cure. Però era il super testimone di quarto grado. L'altro super testimone è in galera. Stranamente, cioè di 6 o sono all'arresto domiciliare o sono in galera, che è William Correa, il famoso omicida della colombiana, della prostituta colombiana, che sia quarto grado, infatti Pierangelo Maurizio si adombrò su questo, sia le Iene, perché lo utilizzarono anche le Iene e la primogenitura era di quarto grado, avevano raccolto delle segnalazioni che questo William Correa aveva dichiarato, aveva partecipato ai festini, che c'erano video, c'era tutto. Sapete bene che ci sono state delle indagini su questo e ovviamente anche questo è meritorio di cure all'interno dell'istituto di sorveglianza, dove è l'affidabilità di un altro dei test importanti. Poi c'è l'ultimo, lo lascio per ultimo. Io non vedo l'onorevole Borghi, non c'è oggi, peccato, mi sarebbe piaciuto confrontarmi anche con lui su questo. Lo lascio per ultimo, è Matteo Bonaccorsi. Al momento per me è solo un mitomane. Le dichiarazioni della Procura della Repubblica di Genova dicono che è completamente inaffidabile. Per me dico è solo un mitomane, non dico altro, perché ovviamente ci sono una serie di querele nei suoi confronti, fatte un po' da tutti. È imbarazzante quello che dichiara. E quando, Presidente, lei lo so che mi dice anche di stringere su questa cosa, ma capisce che questo signore ha diffamato intere persone, cioè noi viviamo da anni con un personaggio che fra l'altro ricopre una sorta di, ora incarico politico no, è più tecnico, non è politico. Un incarico sì, ricopre un incarico. Allora, su scelta di un politico. Su scelta di un politico che è lecito e libero di fare, certo ci sa, abbiamo anche chi sceglie di fare il portaborse magari a esperti in shiatsu, probabilmente non possiamo sindacare. Certo non possiamo sindacare, però mi perdoni, Presidente, faccio solo questo, ma un politico che quando ovviamente sceglie quella persona non sa di che cosa si parla, ma un politico dal punto di vista logico, etico, di opportunità proprio politica, il giorno che legge nei giornali il nome di Matteo Bonaccorsi che partecipava ai festini, si parlava, sì, ho capito, ma non è sindacabile in sede politica. È strano, allora gliela dico io, è strana. Chiudiamola qui. Sì, e qui forse la Commissione potrebbe appunto indagare meglio sul personaggio Matteo Bonaccorsi. Mi auguro che ci sarà una procura e prima o poi lo chiama in un tribunale, perché per ora non so come mai si riesce a scamparla. Fra l'altro qui vorrei fare un appunto, tra i primi sentiti c'è il procuratore di Genova. Sono 2 anni che è stato archiviato il procedimento nei confronti dei magistrati, e i casi sono 2, o magistrati hanno fatto i festini, l'abuso d'ufficio, tutto quello che c'è, hanno detto di no, e bisognerà indagare quei signori che però l'hanno dichiarato e l'hanno detto allora? Perché è strano dopo 4 anni che ci siano indagini aperte, cosa c'è da indagare dopo 4 anni su una trasmissione del 2017? Questi sono argomenti che soprattutto il suo avvocato farà valere nei confronti della Procura di Genova. Abbiamo fatto tutte le azioni del caso, lascio perdere il risultato. La prima cosa che hanno fatto, hanno spostato immediatamente le mie denunce a Grosseto. Appena fatto, come si dice, il ricorso... che i suoi avvocati che sono bravi sapranno ma infatti, coltivare ma infatti ho detto prima o poi lo porteremo sempre, lo porteremo in tribunale. Ricordi sempre che c'è sempre la causa civile anche oltre a quella penale. Sicuramente il Matteo Bonaccorsi mi avrà per tanti anni nella sua vita, e come me penso anche tanti altri, dopo le dichiarazioni false che ha fatto, prive di qualsiasi fondamento. Allora, arriviamo un po' a Festini, che è interessante. Altri 5 minuti, poi cominciamo con le domande. Sì, certo, arriviamo ai festini. Io non ho mai partecipato a festini di droga e sesso, mai. Io non sono mai stato a Residence San Luigi. Allora, io ho operato a Siena, come ho detto, nel settore dell'intrattenimento, della ristorazione. Siena è provincia, è piuttosto piccola. È casuale
ho organizzato tanti eventi, io non ci sono mai stato, non ci ho mai organizzato nemmeno un evento 20 anni fa, non conosco San Luigi se non ora poi da internet o dalle foto che Bonaccorsi ha pubblicato dicendo quando era al matrimonio della cugina, perché ovviamente si è ricordato del posto ma non si è ricordato che 3 mesi prima della sua intervista ha fatto un matrimonio a San Luigi. Io non ho mai parlato con Natalini, mai. Io non ho mai conosciuto, non ho mai parlato, perdono, non ho mai parlato con il colonnello Aglieco prima del 2018. Ci conosciamo grazie alle Iene, siamo sullo stesso carro e ovviamente poi da lì ci frequentiamo, ci sentiamo spesso e ci confrontiamo su tutte le novità. Dopo la commissione ci sentiamo, anche dopo la sua commissione ci siamo sentiti e vabbè. Dopo l'audizione di Aglieco? Dopo l'audizione di Aglieco in commissione, sì. Non sono mai stato a cena né con Dona Campa né con il ministro Tremonti, perché il Giulio di cui si parla, che però nessuno ha mai sentito lui perché è ex ministro, ci mancherebbe altro, Tremonti, mai, non ci sono mai stato. Tantomeno ho mai conosciuto Matteo Bonaccorsi. Mai, mai visto. La prima volta lo vedo è nelle foto su Instagram, dopo che esce fuori il suo nome. E ribadisco, come è possibile che io possa aver partecipato a festini che non esistevano? Se forse esistevano già i festini, per come ho conoscenza io del territorio, della città e dei personaggi, anche se non partecipavo, ne sarei stato a conoscenza che c'erano questi festini. Ma non c'erano quel genere di festini dove partecipavano politici, imprenditori, personaggi altolocati della Chiesa e della Procura, non c'erano a Siena, non c'erano. E com'è possibile che io potessi partecipare a dei festini con Natalini, ripeto, che la mattina mi indagava e mi voleva mandare in galera e la sera ci facevo i festini e i giochini? Questa è follia, follia che ha portato a una distorsione di quella è la realtà. E qui mi dispiace solo un fatto, che sia Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi ci sono dentro, ora fino al collo, in questa situazione. E non basta il dire noi si cerca la verità per Davide, no signori, perché qui si cerca forse altre cose, non la verità per Davide, perché all'attenzione di questa commissione vorrei portare anche un altro aspetto, e forse la domanda potrei farla anche a lei direttamente, Presidente, in quanto avvocato. Qualora si riaprisse il caso Rossi come omicidio, ovviamente devono venire fuori delle nuove cose non trattate, per ora mi sembra di aver visto di nuovo veramente il niente assoluto. Qualora venisse fuori delle cose nuove, si aprisse un caso d'omicidio e poi si richiudesse dopo circa un anno, senza né movente, né mandante, né assassini, le 2 assicurazioni vita di Davide Rossi verrebbero pagate? Cose non sono state pagate col suicidio? Verrebbero pagate? Personalmente, da quello che mi dice qualche esperto, dice sì, perché ovviamente dopo 10 anni ci sta che se uno è stato ucciso non si sappia qual è il movente e il mandante, però si è riaperto il caso non più come suicidio ma come omicidio. Gira qualche milione di euro di risarcimento su questa questione. Primo aspetto. Quando parlavo degli aspetti economici, c'è la causa civile, c'è quella intentata, ci sono i libri sul caso Rossi, ci sono le puntate delle Iene, perché Monteleone prendeva un tot a puntata, non è stipendiato, si sa bene, più puntate si fa meglio è. Concludo, veramente concludo. Ho fatto una riflessione sul fatto che fosse omicidio anch'io, perché poi a volte mia madre mi ci è voluto 3 settimane per convincere, dopo aver visto le prime 2 puntate delle Iene, per convincere mia madre mi ci è voluto 3 settimane, immagino, per convincere il resto che fosse un suicidio. Se fosse un omicidio però qui saremmo di fronte al più grosso complotto perpetrato
nella storia repubblicana e forse anche prima, perché almeno 60 persone dovrebbero essere all'interno di questo complotto. 12 magistrati tra procuratori e magistrati, una ventina di poliziotti, una decina di carabinieri, una decina tra dirigenti e manager del Monte dei Paschi. E tutto questo complotto per coprire quello che potrebbe essere questo, ormai, voce di popolo, voce di Dio, omicidio eccellente all'ombra del Monte dei Paschi, l'addetto della comunicazione, ruolo fondamentale in quella è la finanza del Monte dei Paschi. E tutto ciò che ha complottato, ha ordito per organizzare questo, si è affidato, dal punto di vista della comunicazione, di là c'è Mediaset, si è affidato a dito nell'occhio, un blog fatto dal De Cortes, con suo amico che c'ha una telecamera, perché i poteri forti, la massoneria, la scia, i servizi segreti, qui ci devono essere tutti per fare una cosa del genere, hanno utilizzato il De Cortes con dito nell'occhio per spiegare che non è un omicidio ma è un chiaro suicidio. Cioè i poteri forti è dito nell'occhio e quelli che cercano la verità è Mediaset. Bene, vi ringrazio, sono disponibile alle vostre domande. Da prima che si è iscritta a parlare l'onorevole Bisa. Grazie Presidente. Prima, se mi permette, un intervento sull'ordine dei lavori, perché anche come componente dell'Ufficio di Presidenza ha il mio massimo sostegno nella gestione da parte sua, Presidente, di questa Commissione, come ha sempre fatto in maniera corretta nei confronti sia degli auditi sia dei commissari di questa Commissione, e quindi volevo che rimanesse agli atti, insomma, della Commissione in maniera ufficiale. E seconda cosa, i componenti di questa Commissione conoscono molto bene il contenuto della legge che è stata votata dal Parlamento nell'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Contenuto della legge che sempre lei, Presidente, ha sempre fatto rispettare in tutti i suoi articoli e commi nell'espletamento delle varie audizioni fino ad oggi effettuate. Venendo ora alle domande, volevo chiedere all'audito, perché non ho capito bene di cosa parlava con il Rossi, perché inizialmente ci dice parlavamo di questioni politiche, però poi mi sembra che abbia fatto un'analisi sua personale anche di quali potevano essere le motivazioni che hanno indotto il Rossi a fare un atto sostanzialmente di cui poi questa commissione si sta occupando, quindi non ho capito se effettivamente parlavano solo di politica oppure se con il Rossi c'erano anche delle confidenze diverse. Non c'era nessuna confidenza diversa, nel senso dal punto di vista personale o intimo, in quanto con Rossi il rapporto, come ho precisato subito all'inizio, si parlava di calcio, di contrade e di politica, a volte di politica legata alla banca. Punto. Lei conosceva la famiglia del Rossi? Io, la famiglia quale? Quella di sangue? Entrambe. Entrambe. Conoscevo il fratello Filippo perché siamo stati tifosi del Siena insieme, tante trasferte in curva insieme. Conoscevo bene Antonella Tognazzi perché quando ero presidente dei giovani imprenditori lei era nella segreteria di Confcommercio e diciamo abbiamo avuto modo di frequentazioni amichevoli. Conosco non bene e nemmeno ho frequentato Carolina Orlandi, ma siamo della stessa contrada, perciò l'ho sotto gli occhi tutti i giorni del palio. E tornando alla sua vita un po' professionale, di cui lei ci ha fatto un excursus, forse è scappato a me il passaggio. Chi è che la propose e l'ha nominata all'interno di Monte dei Paschi del Belgio e Monte dei Paschi France? Allora, mi sembrava di averlo specificato, però lo ridico. Il territorio, allora, tra gli enti nominanti nei consigli di amministrazione della fondazione c'è anche le associazioni di categoria. Io ero presidente dei giovani imprenditori.
Io ero presidente dell'Associazione Nazionale di Confindustria. Le associazioni di categoria segnalarono il mio nome, che venne recepito qui mi potrebbe aiutare l'onorevole Cenni, ancora non mi ricordo, ho un lapsus, il professor che è stato anche in consiglio di amministrazione della banca diversi anni, nominato dalla provincia, professor degli anni 90. Provincia, cioè era un incarico... Non la provincia, la fondazione all'epoca, all'interno c'era anche le istituzioni economiche, perché segnalano il mio curriculum insieme a altri curriculum al professor, ci sono stato in consiglio di amministrazione in Francia, fra le altre cose insieme, poi dopo, ma non mi ricordo. Era un componente della fondazione. Che era un componente del consiglio di amministrazione della banca, perché poi è la banca che è chiaro, la fondazione è proprietaria della banca. La fondazione è la segnalazione che veniva fatta negli organi, nei vari consigli di amministrazione, doveva rappresentare il territorio. Sì, ma comunque oltre avendo fatto politica anche di territorio, sostanzialmente la provincia ha indicato. Esatto. Il ora se mi viene in mente poi io ridico il nome preciso. Sì. E, relativamente alla sua attività lavorativa, lei ci ha detto che ha svolto insomma, attività lavorativa in Italia e all'estero, e ci ha parlato di Tenerife e poi Albania, Tirana. E basta? Questi sono i 2 posti? Okay. Sì. Finito, Presidente. L'onorevole Cenni, c'era l'onorevole Ferri che però non lo vedo più. Grazie Presidente, la ringrazio per la presenza del signor De Cortes. È stato molto puntuale nella sua presentazione. Le faccio qualche domanda che è sostanzialmente un po' una richiesta di rappresentarci un po' anche qualche sensazione, qualche idea che si è fatto su questi anni e su questa dolorosa vicenda. Anch'io vorrei chiedergli appunto dei suoi rapporti di entrare anche un pochino più dentro ai suoi rapporti con Davide Rossi. Lei ha parlato appunto di questi incontri che facevate in maniera abbastanza puntuale ogni 15 giorni. L'ultimo anno. Nell'ultimo anno, sì. Vorrei appunto che ci raccontasse di più dei suoi rapporti con Davide, anche a livello magari personale, e ha già risposto alla mia collega sui rapporti sulla famiglia, quindi non ci torno, e vorrei capire qualcosa di più proprio sui contenuti di questo rapporto, perché lei ha detto che stavate parlando appunto dell'Associazione Persiana, quindi di questo scenario che guardava alle amministrative di quegli anni lì, e poi ha fatto questo passaggio parlando dell'incontro casuale del 1° marzo, in cui ha detto: ho avuto quasi la sensazione che non fosse contento di avermi incontrato, e lei racconta di una persona evidentemente diversa da quella che lei incontrava ogni 15 giorni. Può raccontare un pochino meglio dall'ultima domanda, i suoi rapporti e poi la differenza che lei ha ricavato, almeno dal punto di vista delle sensazioni? Allora, sicuramente, cioè io l'analisi che non fosse contento di avermi incontrato il 1° marzo non l'ho fatta subito, l'ho fatta a distanza di qualche anno, quando ho letto, ribadisco, o Mingrone o Profumo parlano della famosa cena del 28 febbraio, dove dice Davide a cena ci aveva detto che era preoccupato per i suoi rapporti con il gruppo della birreria. Lì mi è tornato in mente. In quel momento lì preciso avevo considerato solo che Davide fosse fuori di testa, perché aveva un comportamento che non era Davide. Poi piano piano si è sciolto, perché noi lì siamo stati, lui aveva mi ricordo che aveva un appuntamento con un giornalista il 1° marzo, era tarda mattinata. Poi piano piano si è sciolto. Si ricorda con quale giornalista? No, perché non me l'ha detto. Una cosa mi ha detto, che in quel momento devo dire mi impermalosì un po'. A un certo punto, dove si era parlato un po', gli dissi: ti accompagno in giù, non si dice così a Siena quando si fa il corso, lui doveva andare a incontrare questo giornalista, ti accompagno in giù, e lui mi fa:
no, meglio che non ci vedano insieme. E qui io, come telefono, ho detto va bene, ciao Davide, dai, ci si vede i prossimi giorni. Purtroppo questo è il ricordo nemmeno bellissimo che ho dell'ultimo momento. Per quanto riguarda sempre quel giorno, lui mi accennò al fatto del lavoro. Questo fatto del lavoro che è minimizzato dalla banca, per ovvie ragioni secondo me, che è minimizzato da chi è anche... Però è venuto fuori anche da altre audizioni questa sua preoccupazione. Sì, certo, ma è venuto fuori. Guardi, io vi posso raccontare un aneddoto di qualche giorno fa che mi è stato riportato dal professor Luca Fiorito, che è stato in consiglio nell'amministrazione della banca, è professore alla LUISS di Roma e all'Università di Palermo, amico, insomma, conoscente di Davide Rossi, diciamo, perché all'epoca, fra l'altro, scriveva dei libri economici per il Monte dei Paschi, perciò, diciamo, aveva dei rapporti frequenti con Davide. Alcuni giorni fa, parlandoci, mi ha detto, ma io mi ricordo di un incontro avvenuto a febbraio del 2013 a Roma, di aver visto Davide in delle condizioni che io non l'avevo mai visto, barba incolta, stravolto, che girava nei corridoi di Roma con un passamontagna o qualcosa che gli copriva il volto, tant'è che la segretaria... Scusi, nei corridoi di Roma in che senso? Della LUISS di Roma c'era un Della LUISS. convegno dove Davide doveva partecipare o accompagnava, doveva poi parlare, non mi ricordo, questo me l'ha detto Fiorito, ma potete sentirlo lui, dove la segretaria del corridoio della LUISS, dove Davide Rossi girava con questa sorta di o cappello fino o passamontagne, andò a chiamare Fiorito e gli disse: scusi, ma questo personaggio lei lo conosce? E lui andò da Davide, no, scusa, e si tolse questa cosa dal viso. Dice, io trovo una persona che non era Davide Rossi e si conosceva. Dopo poco mi fece subito una domanda, ma qui alla LUISS di Roma, secondo te, Luca, possono aver bisogno uno che si occupa di comunicazione come me, con la mia esperienza? E lì richiarì questo fatto che aveva dubbi e perplessità sulla questione del lavoro. Poi, vabbè, se qualcuno mi fa domande, ci sono delle mie sensazioni rispetto a chi l'ha tradito, alla cazzata che ha fatto, tutte cose scritte, dove io penso di sbagliare di poco, reputo. Allora, continuiamo. No, per me, nelle valutazioni fatte anche vedendo gli atti, l'amico che l'ha tradito è Valentino Fanti, perché è quello che parla con la procura ma che è un tradimento così, non è un tradimento, però secondo me è lui, perché parlando alla domanda di Natalini gli dice: ma chi è la persona che può unire Vigni e Mussari, ai quali tutti e due danno del tu qui all'interno della banca? E lui dice: ce n'è uno solo, nemmeno lui era, ce n'è uno solo, è Davide Rossi. Che il fatto che l'ha tradito, perché grazie purtroppo a questo vanno a fargli la perquisizione a casa. La cazzata a me sembra ovvia, è la mail help. Cioè, ma vi immaginate in una situazione del genere, col casino che c'è, con tutti i dubbi su Davide Rossi, perché in banca avevano dei dubbi su Davide Rossi, era l'ultimo dei Mussariani lì dentro e prima se lo toglievano meglio era, secondo me. Uno che scrive all'amministratore delegato e gli dice: se non mi aiuti mi ammazzo. Poi è ovvio che Davide in momenti era lucido, ovviamente era lucido quando incontra Muzzi, quando alla mamma gli dice delle polpette, è normale, ma tutti quelli che poi hanno avuto quel tipo di percorso tragico alternano quei momenti, è notorio questo. E lui chiaramente in un momento di lucidità dice: ho fatto una cazzata, cioè uno scrive all'amministratore delegato in quel momento dove rischia, secondo me, già il lavoro, immaginate dall'altra parte l'amministratore delegato e si trova una mail del genere, dice: ma questa che affidabilità ci dà? Tant'è che il giorno dopo ci va la Ciani, che non sarà un caso sul giorno dopo. Tornavo, ho divagato. I pranzi, allora, nei particolari, allora, con Davide Rossi non abbiamo mai avuto confidenze, fra virgolette, personali, ma questo mai, nemmeno prima che lui entrasse al Monte dei Paschi. Allora, con Davide Rossi e come di Mussari non si parlava mai di donne, nel senso l'argomento, quello boccaccesco, goliardico che si fa tra gli amici, non c'era,
argomento da non toccare, cosa che invece noi, gli altri amici, era uno degli argomenti. Si parlava del calcio, si parlava del palio, argomenti per noi importanti in quella città all'epoca, anche ora, e si parlava di politica, politica intesa come gestione del potere della città e politica anche di alcune scelte che faceva la banca, ma poco. Con Mussari per niente se ne parlava, con Davide Rossi poco, perché comunque quello che era poi il suo lavoro lui tendeva a non trattare l'argomento, nonostante noi insomma, ci fossero, ripeto, non c'era un'amicizia derivata dalla persona, per esempio con Antonella, con la famiglia, io la conoscevo di più prima che si sposasse con Davide Rossi che dopo che si è sposata e poi diciamo ci siamo un po' più persi. Ecco, sulla questione politica posso accennare, diciamo che Davide Rossi in quella fase cercò di mediare tra me e Mussari. Mussari voleva che si appoggiasse Cecuzzi a prescindere. Noi non volevamo appoggiare Cecuzzi perché di fatto lui non voleva noi. Cioè non eravamo graditissimi come gruppo per Siena e faceva bene fra l'altro nella sua analisi. Drammaticamente non volle che si candidasse né Bellandi né De Cortes in lista Cecuzzi. Cioè dovevamo fare la lista, non vollero la lista. Dovevamo mettere una persona nella lista come indipendenti del PD, non vollero i due nomi, mettemmo alla fine il nome di un'avvocatessa di Siena, Francesca Mugnaini, che fu eletta con i nostri voti e dopo pochi mesi fu l'artefice della caduta del Cecuzzi perché la maggioranza si basava su un voto e lei andò contro il nostro parere degli amici che l'avevano letto, perché noi a quel punto volevamo mantenere Cecuzzi, contro il nostro parere votò contrario al bilancio e fu commissariata a Siena. Senta, lei ha parlato diffusamente della vicenda Festini, che anche attraverso varie audizioni diciamo, e trasmissioni è stato chiamato in causa, e ha parlato di questa fonte confidenziale da cui partono una serie di indagini, ma cioè, lei si è chiesto perché, per quale ragione può essere stato tirato in ballo il suo nome, un suo ipotetico ruolo legato poi in qualche modo da racconti, testimonianze, trasmissioni in collegamento diciamo anche alla vicenda di cui noi ci stiamo occupando. È abbastanza semplice. Allora, partiamo dal mio profilo. Organizzatore di feste in discoteca per 30 anni, come ho detto a Monteleone, a pagamento, nel senso che io organizzavo feste e mi pagavano per quello. Amico di Mussari, di Rossi, cioè del giro che, fra virgolette, contava in quella città? Sì. Un profilo mai basso il mio. Io non sono mai stato, ecco, questa era una delle cose che spesso mi accusa per esempio Mussari. Il mio profilo è sempre stato un problema, perché sono uno che affronta di petto le questioni, a volte poi esagero, tant'è che nell'affrontare il problema dal 2017 ad oggi delle Iene mi sono ricavato anche qualche denuncia e ho 3 o 4 procedimenti più o meno in corso. Condanne? Condanne zero, per ora solo Monteleone sul caso Iene l'ha presa. Parliamo Vabbè, no, parliamo in generale. Di nessuna un condanna. eroe per qualcuno commissione, per ora è l'unico condannato, c'è lui. Io condanne zero. Ho avuto tanti personaggi che hanno detto di me di tutto di più che ho querelato nella questione. Però il problema è che in una città dove purtroppo è bene avere un profilo basso, allora, non è una questione né di classe né di altro, però dove gran parte degli abitanti lavorano al Monte dei Paschi, gli impiegati, cioè uno che un pochino esce dalle righe, dove poi la barca, la macchina grossa, le feste, uno che non ha mai nascosto niente di quello che ha fatto,
è una città dove a volte anche l'invidia va un po' oltre, è normale che si vada a prendere, tanti sono stati contenti di queste vicende, soprattutto delle Iene, vedi, ora almeno sta più fermo. No, non rientra nemmeno questo nelle mie caratteristiche, ancora prima di fermarmi, insomma, ci vorrà un po'. Penso sia il motivo principale, è questo, una piccola cittadina dove l'invidia la fa da padrona, e io non ho fatto niente per non attirarmela, devo dire la verità. Secondo lei è possibile, è immaginabile che Davide Rossi, diciamo, potesse avere informazioni, documenti, quindi potesse detenere segreti, diciamo, che potrebbero motivare l'interesse di qualcuno a provocarne la morte? Mi perdoni se sorrido su questa questione, ma Davide Rossi si occupava di comunicazione all'interno della banca. Comunicazione. Cioè, è drammatico che io abbia sentito in qualche audizione qualcuno che ha detto ma i finanziamenti, lui si occupava anche di mutui. Cioè, mi sono sentito male solo a sentirlo, purtroppo era qualche membro di commissione che l'ha detto, probabilmente ancora non aveva studiato bene il caso. Davide Rossi si occupa di comunicazione, esperto d'arte, di finanza non sa niente, niente, tant'è che i derivati penso gli siano stati spiegati qualche mese prima che cosa erano. Davide, ma quali segreti si vuole, cioè quali segreti poteva sapere di quella banca? La banca gli hanno fatto non so quante indagini, non so quante migliaia di pagine di documenti, non so quante intercettazioni ci sono state in quegli anni, anche derivanti da altri procedimenti prima della questione. Perché io ricordo che, è agli atti anche del gruppo della birreria, era già 2 anni che la procura aveva sotto intercettazione il telefono di Mussari sulla questione dell'aeroporto di Ampugnano. E non hanno mai trovato un dialogo, un colloquio che riguardasse una questione tecnica del Monte dei Paschi. Poi Davide si occupava delle sponsorizzazioni. Il budget era un budget di circa 40-50 milioni, ma una banca che era il terzo gruppo bancario italiano, un budget di 40-50 milioni, era un terzo o un quarto di Unicredito o di Intesa San Paolo come valore. E di questi 40-50 milioni di cui si occupava David, l'80% di fatto era indirizzato dal consiglio di amministrazione, cioè lui non ci metteva proprio mano. Tutto quello che andava al Siena Calcio e quello che andava alla Menzana Basket, lui faceva una relazione, ma tanto avevano deciso in consiglio di amministrazione che dovevamo finanziare le 2 squadre di Siena e portavano lo sponsor. La decisione era politica lì, non era nemmeno della comunicazione. Perciò Davide, che non so quale autonomia avesse, e devo dire anche qui un passaggio, io ero editore all'epoca ero coeditore di una rivista di vini all'epoca. All'epoca, Monte dei Paschi, tutte le riviste erano di zona, qualcosa gli dava. A me non dettero niente in quell'epoca, perché mi disse, no, sei consigliere, ero in Belgio, sei consigliere, te devi fare una richiesta al consiglio d'amministrazione della banca per accedere Ci sta tutto? Ci sta tutto. Sì, no, ma è così, è la legge. Devi fare, io dissi, ma come, devo chiedere all'epoca a Mussari in consiglio d'amministrazione se mi dà 5.000 euro di pubblicità per il giornale del vino? Guarda, evitiamola, cioè non c'era ovviamente, corretto, ma per far capire qual era il sistema utilizzato dallo stesso Davide, che con lui non sgarrava niente, ma conoscere un segreto della banca? Ma facciamo qualche ipotesi di segreto, perché sennò diventa difficile, si parla di barzellette qui. Quindi immagino che la sua ipotesi, diciamo, lei si sia convinto che si sia trattato di suicidio. Glielo chiedo perché immagino che lei, magari anche insieme alle altre persone più vicine a Davide, vi sarete assolutamente interrogati su questa vicenda ampiamente. Guardi, le persone vicine a David, escluso
moglie, figlia e un fratello, sono tutte convinte di questa ipotesi. Poi magari qualcuno è venuto qui e l'ha detto in modo più diplomatico, tipo l'ultima audizione di Davide Taddei, ma noi a volte ci siamo confrontati. Nessuno di noi ha dubbi sulla questione, ma nemmeno la famiglia aveva dubbi. Dopo 2 anni, dopo le 2 archiviazioni, ha cambiato idea. Poi la storia dirà in seguito perché Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi hanno cambiato idea. Lo dirà in seguito, prima o poi la storia lo dirà. Siccome su questo non ci ha detto niente, le posso chiedere quando ha avuto la notizia della morte, se lei è fra le persone che si sono recate lì, diciamo in quelle ore cosa è accaduto? Io ho avuto notizia il 6 sera intorno alle 23, ero a Sciano, 30 km da Siena, a cena con mio padre, mia madre, mio fratello. Da poco avevo un nipote. Mi chiamò Mauro Rosati, o meglio, siccome lì la linea funziona male, quando uscì da casa per tornare a Siena, abitavo a Siena, il telefonino fece il classico segnale di quello che qualcuno quando ti cerca vedi il numero, dissi ma all'11 ma che vuole il Rosati, lo richiamai, ebbi questa notizia e mi fece fare qualche minuto il viaggio al telefono con lui in silenzio e mi ricordo, io gli dissi che si fa? Si va a casa sua? No, ora non mi sembra il caso, sentiamoci domattina, eventualmente si va all'obitorio, poi vabbè c'è stata tutta la trafila che ovviamente c'è stato l'autopsia, cioè, passò 10 giorni prima del funerale. Niente, questo. Una domanda, lei ha detto prima che ha conosciuto Aglieco solo successivamente alla morte, anzi abbastanza recentemente, che vi siete anche confrontati perché in 2018. qualche modo tirati in ballo nella stessa vicenda. Immagino che avrà ascoltato la sua audizione. Le volevo chiedere che idea si è fatto della sua audizione, soprattutto nel passaggio che lui fa sul racconto dell'ufficio, perché lei saprà, se ha seguito un po' le audizioni, che alcune delle ricostruzioni che lui fa sono state abbastanza messe in discussione da altri, addirittura sempre alcuni esponenti, diciamo, dell'Arma e da altre persone che erano in quell'ufficio. Allora, il colonnello Aglieco, ho detto, l'ho conosciuto nel 2018, io l'avevo visto nel 2000, l'unica volta che l'avevo visto nel 2011, in occasione della vittoria della mia contrada, io ero dirigente vicario alle pubbliche relazioni, piacere si accomodi alla festa della contrada dell'Oca, questa era stata la mia conoscenza di Aglieco all'epoca, perciò direi una non conoscenza. Nel 2018 ci si confronta su questo. Allora io ho sentito tutta la sua audizione. Il rapporto tra me e il colonnello Aglieco in questi ultimi 2 anni è stato molto confidenziale sulla questione di quello che stava succedendo. Diciamo, eravamo sulla stessa barca, perché Matteo Bonaccorsi, 2 persone soprattutto ha riconosciuto il colonnello Aglieco e Antonio De Cortes, sicché insomma, ci siamo confrontati spesso, anche perché non ci conoscevamo all'epoca. Gli ho chiesto per battuta, ma te avevi una mascherina? Perché se no, io no, nemmeno maschere di pelle ovviamente avevo chiesto. Battute ne abbiamo fatte tante. Il giorno prima di venire in audizione ci siamo trovati con Aglieco a Castiglione della Pescaia, perché gli ho detto, ti voglio risentire, ti voglio sentire quello che racconterà, fammi sapere quello che racconterà in commissione. Un incontro di 2 o 3 ore. E tutto quello che Aglieco, e mi dispiace però dirlo, che ha detto nelle prime 2 ore e mezzo d'audizione, è tutto preciso. Non c'è una piega, cioè tutto il racconto di come avviene, di tutte le cose che non tornano nell'inchiesta delle Iene. Purtroppo è caduto nel dimenticatoio. Poi c'è stata la fase delle domande. Io penso che il colonnello in quella fase era stanco, forse
è andata un po' nel pallone? Non lo so, non lo so. Certamente ci ho parlato dopo l'audizione, dicendo che certe cose a me non risultavano nemmeno dagli atti. Lui mi ha parlato un po' che era un po' confuso, forse non era, si era scaricato, insomma, anche non mi è sembrato di percepire delle certezze in quello che poi ha raccontato sul telefonino che ha risposto un PM, che poi ai fatti mi sembrano chiari che non è stato così, o il cestino rovesciato, o che lui fosse proprio presente così. Parlandoci a quattro occhi non mi ha dato quella sensazione. E se mi dice là perché l'ha fatto? Perché secondo me poteva essere anche uno che si è confuso dopo 3 ore di audizione e magari si era preparato su... agli Ecos probabilmente si era preparato, perché colpito dalla vicenda delle Iene, si era preparato tutto sulla questione lì. E quando qualcuno è andato a portargli dei ricordi del passato, dopo 9 anni può succedere che uno non si ricorda precisamente cosa è accaduto. Tutto qua. Poi c'è l'onorevole Migliorino. Sì, Presidente, una domanda libera, diciamo, e poi il resto tutte segretate. E, ovviamente grazie Presidente, grazie signor De Cortes. E, diciamo che rimango un attimo sulla libertà di questa perché lei ha fatto un nome. Gliel'hanno mandata per messaggio, vedo, legge il telefonino? No. No, ma no. si prende gli appunti, okay. Non è eterodiretto. No, può darsi. No, scusi, per scusi, carattere, per no, scusi, no, pensavo. Non è soggetto, si lascia ma eterodirigere. lo capisco perché anche quando ho parlato, quindi mi faccio un attimo di questa piccola dissertazione, cioè nel senso che l'ultima cavolata sarebbe stata quella della lettera viola il 4 di marzo, ovviamente la semplicità, la superficialità che magari ha dimostrato con questa frase, perché in quel biglietto c'è scritto nelle ultime settimane ho fatto una cavolata, diciamo, quindi 6 purtroppo Davide Rossi muore il 4 marzo, su 2 giorni prima, o a meno che Davide Rossi non conoscesse cosa vuol dire settimane e giorni, quindi non avesse la concezione del tempo. Evidentemente lei ha queste sue considerazioni che sono sue e che ovviamente la Commissione terrà conto, diciamo, ognuno ha le sue col debito convinzioni. peso. Quindi detto questo, infatti ora mi dice che leggo i messaggi perché no, volevo capire per quanto riguarda il dottor Valentino Fanti, perché l'ha detto lei, no? Il fatto delle mail del 4 marzo, ma lei ha avuto modo di parlarne in qualche occasione con il dottor Valentino Fanti, perché l'ha detto lei, ecco, soltanto per questo rimaniamo un attimo in libera, poi con altri nomi preferirei ovviamente la segretata. Cioè avete parlato di questi mail del 4 marzo? No, non ne ho parlato, è una mia idea dopo che ho letto gli atti. Lei come ha avuto gli atti? Gli atti sono pubblici. Come li ha avuti? Sono pubblici? Su internet, va su internet e trova tutti gli atti? No, tutti gli atti. Trova su internet tutte le archiviazioni, la prima e la seconda. L'archiviazione di Genova l'ha avuta tramite il mio avvocato o l'avvocato Di Martino, che ora è pubblica però. Quindi lei mi faccia capire, le dichiarazioni di Fanti che fa con i PM sono negli atti di... E lette in un libro anche, dichiarazioni di Fanti. Cioè poi ci sono altre, gli ho detto in quest'anni mi sono molto dedicato e informato, ho letto tutto, anche i libri di Monteleone. Cioè, però nel senso, col dottor Fanti non ha avuto quindi... No, non ha parlato, diciamo, assolutamente, l'ho letto negli atti. Cioè, diciamo, quindi nel prima, diciamo, dal 4 e 6 marzo, perché allora non c'erano gli atti ovviamente, e neanche dopo, diciamo, la morte del dottor Rossi, quindi sempre che non c'erano gli atti, cioè diciamo nel periodo immediatamente dopo, purtroppo la caduta da quella finestra. Cioè io intendevo questo, parlarne in questo modo col dottor Fanti. Cioè avete parlato della morte di Davide Rossi? Io non ho mai parlato con Fanti nell'ultimo... Conoscete con Fanti? Sì, certo, ci conosciamo con Fanti dal 2011. Penso conoscete dal 2011? No, ci conosciamo da molto prima, dal 2014, cioè da quando io esco dal consiglio d'amministrazione della perché lui era comunque poi il segretario del presidente Profumo, da quando esco nel consiglio d'amministrazione di Montepaschi Leasing non ho più avuto rapporti con Valentino Fanti di nessun Che genere. tempo era, perdono? Che tempo era?
2014, aprile 2014, con la chiusura del bilancio della società sono decaduto e non ho avuto più rapporti perché non aveva più un senso, non è che siamo amici o Fanti, ci parlavo. Faceva parte del gruppo della birreria, No. Fanti o no? Frequentava? No. Ok. Organizzavate cene, tipo così, sempre col Monte dei Paschi? No, non so. vabbè, qualche, che ne so, all'occasione della presentazione del bilancio del Monte dei Paschi c'eravamo tutti, c'era un 500-600 persone, probabilmente anch'io e Fanti insieme. Quindi non avete parlato di queste cose? Mai. Allora, Presidente, grazie, andrei in segretata. Altre domande da parte dei commissari da svolgere in seduta pubblica? Nessuna, allora passiamo al segretato. A volte accesi. Ecco, va bene, che comunque noi la ringraziamo comunque anche lei di aver dato per il contributo che ha dato ai nostri lavori e quindi dichiariamo chiusa la seduta.